Allora, Ecco. eccoci qua, siamo tornati in diretta, eccoci qua nuovamente in studio. Allora, prima di riprendere il nostro dibattito, e anche per i telespettatori a casa, noi abbiamo un po' riassunto quello che è stato il fenomeno del maccartismo in questo servizio. Lo ascoltiamo assieme. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 1947, la politica americana subì un radicale mutamento di rotta. L'alleanza forzata con l'Unione Sovietica, indispensabile per combattere il comune nemico, il nazismo, non era più funzionale alla nuova politica del presidente Truman. Inizialmente gli USA avevano investito grandi capitali nella Germania nazista, considerandola un baluardo contro il comunismo, accorgendosi troppo tardi che l'asse Roma-Berlino-Tokyo la emarginava dal contesto mondiale. L'attacco di Pearl Harbor da parte dei giapponesi diede modo a Roosevelt di cercare nell'alleanza con l'Unione Sovietica un partner ideale per scaricare il peso di un conflitto al di sopra del potenziale bellico americano. Finita la guerra, l'Unione Sovietica, che era stata alleata contro il nazismo, si trasformava da alleato a competitor politico e, in definitiva, un nemico. L'ipotesi di una espansione del pensiero comunista entrava in conflitto con il mondo liberale americano. Tutta quella propaganda usata a favore dell'alleata Unione Sovietica durante il conflitto andava cancellata nella mente degli americani. Era necessario invertire la rotta, ma gli Stati Uniti non si potevano permettere la prosecuzione del conflitto contro Stalin e quindi ripiegarono in un conflitto sotto traccia, la guerra fredda. Negli USA la crociata anticomunista verrà affidata ad un senatore di basso profilo, Joseph McCarthy. La commissione, da lui presieduta, investirà tutti i settori della società americana, esercito compreso. Henry Truman, eletto dopo Roosevelt nel 1945, ne fa la sua dottrina. Obiettivo: escludere l'ideologia bolscevico-comunista dalla società americana. La commissione per le attività anti-americane viene affidata al suo principale sostenitore Joseph McCarthy, repubblicano, veterano di guerra. In un suo famoso discorso alle donne repubblicane della Virginia disse: «Il Dipartimento di Stato è infestato di comunisti. Ho una lista di 205 persone denunciate che vanno dal segretario di Stato ai membri del Partito Comunista che sono tuttora impegnate nel loro lavoro». Inizia una caccia alle streghe che non risparmierà nessun settore, andando dall'amministrazione centrale al mondo scientifico, dove anche Albert Einstein fu messo sotto sorveglianza. Una particolare attenzione in questa attività fu data al mondo dello spettacolo e quindi principalmente a Hollywood, che rappresentava il gotha della cultura americana, certi che l'effetto mediatico che avrebbe creato sarebbe stato virale. Certamente nell'industria dell'intrattenimento vi erano grandi intellettuali con idee aperte al sociale, considerati comunisti e radicali. Il 20 ottobre del 1947 il mondo del cinema fu appunto investito da questa ondata inquisitoria che si trasforma immediatamente in un coinvolgimento planetario. Le cosiddette stelle di Hollywood furono chiamate sul banco degli inquisiti. Questi semidei furono sospettati di essere colpevoli di anti-americanismo, complici più o meno consapevoli di aver iniettato per anni l'ideologia comunista nella Confederazione Americana. Scopo dell'evento era quello di suscitare grande clamore, richiamando a Washington un gran numero di fan. Il mettere alla sbarra gli intoccabili che avevano fatto sognare l'America dà il senso della gravità del tema su cui si imperniava l'inchiesta. Così ebbero modo di vedere i loro idoli dal vivo, ma tra loro anche moltissimi giornalisti, per un evento che fu amplificato anche attraverso le prime dirette radio e televisive. A testimoniare furono chiamati registi, attori e sceneggiatori, fra cui Walt Disney, Ronald Reagan e John Wayne, che si adeguarono alla linea politica di McCarthy, mentre personaggi come Gary Cooper, Humphrey Bogart e Katharine Hepburn espressero in pubblico la loro contrarietà a una forma inquisitoria che poneva ombre sul sogno americano. Tra i principali accusati di attività anti-americane c'era Charlie Chaplin, tanto che nel 1952 l'FBI dispose che gli fosse cancellato il visto di accesso agli Stati Uniti dal passaporto. La sua carriera cinematografica in America finì malgrado fosse risultato estraneo ad ogni addebito, ma la figura del povero ma meritevole personaggio che interpretava nei film disturbava il mondo repubblicano.
Per anni McCarthy creerà nel paese un clima di delazioni e sospetti, denunciando infiltrazioni comuniste, vere o presunte, anche negli enti statali e dell'esercito. Il comunismo ha infettato l'America e sta distruggendo la fibra morale degli americani. Per McCarthy erano comunisti i diplomatici e i giornalisti e persino il generale George Marshall, già segretario di Stato e autore del piano di aiuti che portò il suo nome, improntato alla possibilità di una pacifica ricostruzione dell'economia europea. Quando nel 1954 inizia a mettere sotto accusa senza prove gli alti gradi dell'esercito, viene destituito dalla sua carica per abuso di potere. Svanirà improvvisamente dalla scena mettendo fine al periodo negativo degli USA che va sotto il nome di maccartismo. Muore 3 anni dopo, nel 1957, di una cirrosi epatica degna di un grande bevitore che era sempre stato. Ecco, beh, insomma, questo il maccartismo capiamo che è un fenomeno sicuramente imponente, però chiaramente per il grande pubblico l'attenzione è stata richiamata in particolare dall'inquisizione, diciamo così, dal dito puntato contro Hollywood. E allora, perché proprio Hollywood, professor Tonello? Beh, naturalmente Hollywood era come dire, un boccone troppo ghiotto per essere trascurato. Non dimentichiamo che Hollywood aveva prodotto assieme alle forze armate americane tutti i film di propaganda durante la seconda guerra mondiale, tra cui, se non ricordo male, un paio dedicati a Uncle Joe, come veniva amichevolmente chiamato Stalin. Molti attori erano progressisti. Ma soprattutto Hollywood era il pretesto per combattere tutti i sindacati americani, perché non dobbiamo dimenticare che il primo obiettivo della guerra fredda è stroncare la sindacalizzazione in America. Questo avviene molto prima di McCarthy. A partire dal 1946 i sindacati cominciano a rivendicare condizioni di lavoro migliori, una spartizione dei profitti di guerra, maggiore sicurezza sul lavoro e quant'altro. Quindi il vero obiettivo di questa grandissima manovra, che ovviamente ha componenti internazionali e componenti interne, è prima di tutto ristabilire la disciplina negli Stati Uniti, creare un'ansia nel paese che durerà poi molti anni, un'ansia del resto giustificata. Ci sono dei film che possiamo ritrovare facilmente negli archivi che mostrano le esercitazioni dei bambini delle elementari, cosa fare se vedete un grande bagliore fuori dalla finestra, appunto le istruzioni sono duck and cover, cioè buttatevi sotto il banco, come se questo potesse proteggere da un'esplosione atomica. Certo, ma professor Fuhrman, allora abbiamo visto le star di Hollywood, abbiamo visto anche Charlie Chaplin, no? Charlie Chaplin viene, addirittura appunto gli tolgono il visto per rientrare negli Stati Uniti. Ecco, forse è un po' il simbolo, diciamo, di un periodo in cui anche è stata esercitata la censura, sì, a livello cinematografico. In Italia non andava meglio, con gli anni del centrismo anche quelli come censura non scherzavano. Era appunto un atteggiamento abbastanza diffuso proprio nel contesto della guerra fredda. Si rischia di capire poco quel periodo se si dimentica come questa contrapposizione ha penetrato la più intima fibra di tutta la società mondiale. La politica economica, la politica estera, la politica culturale, quindi ha veramente determinato lo scenario in cui tutto si è mosso e da cui tutto in qualche modo prendeva senso. La ragione, se posso aggiungere qualcosa a quello che diceva giustamente Fabrizio Tonello, la ragione per cui si lanciano contro Hollywood
non era solo legata al fatto che Hollywood avesse la fama e insomma, fosse un bersaglio rumoroso, ecco ma perché erano convinti, e questa è una cosa che vale per tutto l'anticomunismo su scala mondiale, in Italia e in Europa, erano convinti che la strategia di infiltrazione da parte dei Reds, dei comunisti, passasse attraverso la cultura. Io ho qui un bellissimo manifesto maccartista, no? In cui si dice esattamente non sostenete i rossi, dovete buttare fuori i rossi dalla televisione, dalla radio e da Hollywood. Questa è la quinta colonna che arriva fino, glorificando marxismo, l'UNESCO e One Worldism, arriva dentro attraverso le vostre televisioni nel vostro soggiorno e stanno avvelenando la mente dei vostri ragazzi e dei vostri bambini proprio sotto i vostri occhi. Quindi si vede questa bellicosità, appunto, che però prende la cultura come punto nodale, ecco, dell'infiltrazione certo, comunista. c'è da dire che Hollywood è stata poi l'immagine, quella che ha raccontato la storia, l'ha raccontata come ha voluto lei, possiamo dire anche della guerra, e quindi tutti gli episodi che ci sono stati, cioè ricordiamo appunto Joe Wayne, non solo cowboy ma anche marine, quindi sempre... Sì, però poi ci sarà anche il cinema indipendente degli anni 70 che racconta assolutamente tutto, Tonello, che racconta anche il maccartismo. sì, Pensate, si è visto prima per un attimo Trumbo. Sì, adesso parliamo anche di Trumbo. È il personaggio più importante di Chaplin, secondo me. Sì, certo, prego Tonello. Sì, volevo aggiungere che in questo il professor Fumi ha perfettamente ragione, il maccartismo rappresenta una mobilitazione sociale. Le vere vittime del maccartismo, più che direttamente da parte della Commissione per le attività antiamericane, furono fatte dalle camere di commercio, le associazioni imprenditoriali, i distretti scolastici, cioè gli anni 50 sono il periodo in cui la società americana si mobilita ossessionata dall'idea di traditori a scuola piuttosto che in ufficio, e questo naturalmente è legato a un'idea di Stati Uniti come nazione prescelta da Dio per redimere il mondo, e quindi intrinsecamente perfetta, che può essere corrotta solo dall'esterno. Questo è il motivo per cui poi ci si mobilita con questa ossessione della cospirazione, del tradimento, dello spionaggio. Sì, io vorrei insistere un attimo sull'effettiva potenziale che in quel momento aveva l'Unione Sovietica, e ci aiutiamo con i nostri telespettatori nel vedere la prima carta geografica, la prima mappa del mondo, con i paesi comunisti, sì. diciamo, sì, ecco, il numero 4 credo. Vediamo se la regia ce la propone. Eccola qua, se riusciamo a metterla a schermo intero così la vediamo. Una mappa un po' tardiva, però non certo degli anni 50. No, un pochino successiva, sì. Non abbiamo individuato una esattamente alla fine della guerra, perché questa chiaramente è un'area non solo sovietica ma anche di influenza sovietica, eccetera. È post 59 perché c'è Cuba e c'era Cuba, l'Etiopia di Mengistu. Abbiamo l'idea post 75, del 75, Mozambico. Sì, è post 70, ma diamo l'idea di cosa fosse l'Unione Sovietica e l'invasione, diciamo, l'occupazione dell'Europa, perché praticamente adesso è difficile da vedere, ma il confine, diciamo, il muro andava da Trieste fino al Baltico, anzi molto più basso, comprendeva la Polonia, quindi era una cosa abbastanza, e il punto di riferimento a livello economico era l'Europa e gli Stati Uniti, quindi l'importanza, il peso era notevole, e ci abbiamo messo oltre 50 anni a riuscire a recuperare una parte delle diciamo conquiste che ha fatto Stalin nella seconda guerra mondiale,
d'altro canto nessuno poteva affrontare questo. E invece a fianco, sempre contemporanea, naturalmente non è esatta al millimetro, vediamo la seconda invece, quella che apparteneva agli Stati Uniti, vediamo se... l'influenza degli Stati Uniti nel resto del pianeta, ecco, che diciamo dell'Europa una anche... piccola parte, purtroppo, Stati Uniti e poi il resto perché comprende anche l'Inghilterra, quindi tutti i domini inglesi, eccetera, in Africa, eccetera. Certo, e poi l'altro... Anche questa è di sicuro pre-79, perché sì. C'è l'Iran filo americano, quindi significa che... Quindi siamo in un periodo in cui dello Shah probabilmente. Ecco, poi vediamo la terza invece che pochi ricordano, che è quella dei paesi non allineati. Vediamo. Allora, no, non forse è l'avevamo invertita. Ah, era quella di prima, sì, perché quella di prima in giallo torna indietro. Infatti, invertito. Ecco qua, i paesi in giallo. I paesi in giallo sono quelli dei paesi non allineati, cioè c'erano gli Stati Uniti da una parte, Unione Sovietica dall'altra, e poi c'erano i paesi che stavano in mezzo. Era una cosa strana perché c'era l'Iraq, tra i paesi l'Iran, e c'era organizzatore dei paesi non allineati, era Tito, che nel 61 ha organizzato, costituito la linea dei paesi non allineati, e a un certo punto anche Cuba è entrata tra i paesi non allineati, poi scomparve con il crollo del muro, eccetera, eccetera. E quindi questa era la strategia, diciamo. Se torniamo a quella di prima che abbiamo invertito, andiamo indietro. Ecco, qui vediamo subito dopo la guerra, vediamo da vicino, ecco, l'influenza degli Stati Uniti dopo il conflitto, quindi vedete che è abbastanza ancora limitata. Poi abbiamo l'influenza dell'Inghilterra che è in celeste chiaro, e poi il Sud America, che era naturalmente anche questo allineato. Ecco, questo faceva ovviamente paura, ma anche perché la fine del conflitto aveva lasciato tanta miseria in giro, e il fattore, diciamo, comunismo era fondamentale perché la gente tendeva ad aggregarsi con quelli che davano una speranza diversa a quello che era il suo futuro, e quindi la risposta fu questa, e creò per esempio il colpo di Stato in Grecia, perché naturalmente i generali, spinti dagli americani, cercarono di compensare la situazione. Più degli inglesi, quella era l'area più inglese che americana. Certo. Beh, allora, prima... Vediamo Trambo. Sì, esattamente. Allora, anche per i nostri telespettatori, questo è anche un film recente che si è occupato appunto di questo sceneggiatore che appunto viene, tra virgolette, incriminato. Ma vediamo alcuni spezzoni del film. Vediamo. Stai per diventare lo sceneggiatore più pagato a Hollywood, il che ti renderà il più pagato sceneggiatore al mondo. Dove devo firmare? Il comunismo non è una minaccia lontana. I suoi proseliti più pericolosi sono qui, a Hollywood. Devono essere schedati e trattati da nemici. E il cinema perché noi? Perché il nostro lavoro è stare sotto i riflettori. Traditore! Se ci sbattono in galera diventano famosi. I miei 35 milioni di lettori vogliono che questi traditori siano puniti. Signor Trambo, è o è mai stato un membro del Partito Comunista? Gli unici che rispondono a una domanda con un sì o un no sono solamente gli stupidi o gli schiavi. Riteniamo l'imputato colpevole delle accuse ascritte. I produttori non daranno più lavoro a membri del Partito Comunista. Non si può mettere fine a tutto questo dando loro ciò che non hanno il diritto di pretendere. Le scriverò un film per $1.200. E non vuoi che si sappia in giro? No, lei non vuole che si sappia in giro. Pagalo! È un genio! Ti vogliono al telefono. Chi è? Kirk Douglas. Voglio fare un film su un uomo che combatte da solo contro il mondo intero. Mi suona familiare. Spartacus. Lo sappiamo, ok? La città è piccola, i pettegolezzi girano. Caccia Dalton Trambo e tutti gli altri. O avrai picchetti, prime pagine e boicottaggi. Noi ti metteremo fuori dal mercato. Noi chi? La Motion Picture Alliance per la difesa degli ideali americani.
Io, Ronald Reagan, Edda Hopper, i sindacati, i dirigenti degli studios, John Wayne. Adoro John Wayne. Se vuoi te lo presento. Potreste fare un film insieme. Ah, sarebbe fantastico. Solo che non credo che io e te saremo amici. Ehi, Frank! Vuoi impedirmi di scritturarli? Frank! Andrò in città e ingaggerò barboni e puttane. Sai che me ne frega? Io faccio merda! Frank! Eccolo qua, John Come Goodman. interpretiamo questo personaggio? Certo, beh, il Professor produttore è Carlo questo John Goodman, no? L'attore che interpreta il ruolo di Jack Kings, che fa parte della Kings Brothers, casa di produzione appunto americana. E quindi il produttore... Sì, Trumbo è stato costretto per molti anni a scrivere sceneggiature che poi altri firmavano, perché lui era stato blacklisted, era stato messo sulla lista nera di Hollywood, e quindi il suo nome non doveva apparire. Abbiamo visto una scena in cui appunto lui dice: ti scrivo un film per $1.200, ma appunto è un problema del produttore che non si sappia in giro, perché altrimenti sarebbe stato il produttore a essere poi coinvolto. Però volevo anche citare un altro caso che è altrettanto interessante, quello di Dashiell Hammett, il grande scrittore americano, il giallista più importante della sua generazione, che fu effettivamente incarcerato per aver rifiutato di testimoniare davanti alla commissione di McCarthy, e su cui poi la sua compagna Lillian Hellman, che era una famosissima autrice di teatro, scrisse quello che è un po' il libro fondamentale su questo periodo, che si chiama Il tempo dei furfanti. Ma anche Trumbo fece un anno e un mese di carcere, e quindi subì, diciamo, una persecuzione, e riuscì finalmente con l'ultimo film, che era Johnny prende il fucile, a diventare finalmente quello che lui sperava, un regista. E lo faremo vedere però nella parte seconda, quando parleremo delle donne, perché lì interviene la figura di un femminile che è molto importante, che fa la trade union praticamente tra questo rimasuglio di soldato, privo di gambe, di braccia e parte della faccia, quindi la mascella, la lingua, eccetera, ed è un film estremamente difficile da vedere. Assolutamente. Trumbo è comunque uno dei geni di Hollywood, perché ed era temuto. Sceneggiatura e soggetto, mi pare, Vacanze romane, Spartacus, Exodus di Preminger, quindi insomma un palmarès davvero una penna non indifferente. Ma prenderà diversi premi, tra cui la Palma d'Oro di Cannes, poi ritirerà un Oscar successivamente negli anni 70. Ma ecco, ci sarebbe anche, siccome il tempo scappa via, purtroppo è sempre tiranno in televisione, però un aspetto particolare sicuramente riguarda nel maccartismo l'accusa ai militari, no? Lo stesso Marshall viene puntato il dito anche contro di lui, insomma a un certo momento non si salva più nessuno, Tonello. No, penso che l'episodio che riguardava i militari fosse marginale. Gli americani non hanno mai creduto che George Marshall, oppure lo stesso presidente Eisenhower, accusato di essere un agente del comunismo internazionale. C'è sempre stato questo carattere paranoico nella destra americana, questa visione di un mondo satanico. Del resto gli Stati Uniti sono e rimarranno il paese più religioso del mondo, credono nell'Armageddon, nella battaglia finale fra il bene e il male, e quindi quando le cose non vanno bene, questo può essere soltanto
colpa di chi ci governa, quindi ai massimi livelli. Del resto Trump ha vinto le elezioni nel 2016 prendendosela con Washington, con Hillary Clinton come rappresentante delle elite della costa atlantica, e soprattutto dicendo che avrebbe svuotato, bonificato la palude di Washington, cosa che poi naturalmente non ha fatto. Ecco. Senta, professor Fumian, invece, un'ultima curiosità. Allora, noi abbiamo parlato degli Stati Uniti, ma in Unione Sovietica le cose come andava? Qual era l'atteggiamento? Il problema sovietico, si sa, è sempre stato, abbiamo parlato prima appunto della... La guerra fredda si divide in fasi, sono più guerre fredde. Quella veramente gelida giunge fino a Khrushchev, quando proprio mancano i mezzi tecnici di comunicazione, non c'è un'ambasciata americana a Mosca e viceversa durante la guerra di Crimea, eccetera. Poi bisogna attendere il 56 per avviare lentamente una seconda fase che è molto contraddittoria, che però comunque è senz'altro ispirata al principio della coesistenza. Ci odiamo, siamo diversi, però dobbiamo coesistere. E lì c'è l'episodio bellissimo, a proposito di guerra fredda, che potreste ricavare, senz'altro sarebbe divertente, del famoso kitchen debate, il dibattito della cucina tra Nixon, vicepresidente, che accompagna a Mosca una grande esibizione della vita americana, della vita della cultura americana. Avevano ospitato la stessa cosa sovietica a New York, e adesso vanno gli americani a Mosca e costruiscono una casa americana media. Appunto le scene sono estremamente divertenti, perché è una casa piena di oggetti assolutamente eccezionali per il popolo sovietico. Khrushchev li deride: cosa c'è? Avete la macchina che vi mette in bocca il cibo, eccetera. E c'è una grossa discussione molto vivace e molto spontanea tra Nixon e Khrushchev, e decidono poi di sfidarsi. Avrai il coraggio di proiettarla, dice Nixon a Khrushchev, e Khrushchev dice di sì, e alla fine appunto poi vengono tutte e due proiettate. Quella sovietica verrà però proiettata a notte fonda, e con un po' più di cautela. Dopo c'è ovviamente la crisi cubana, ma si aprono fasi diverse. Ridiventa veramente dura la guerra fredda con Reagan negli anni, e con l'invasione dell'Afghanistan. È un'altra fase ancora. L'apertura avviene già all'epoca di Kennedy. Tra Khrushchev Kennedy era un guerrafondaio, a dire la verità. Assolutamente un guerrafondaio. Sì, certo, ma diciamo che la crisi di Cuba consente poi quel filo rosso, il telefono diretto tra Washington e Mosca. Questa è un'apertura esempio di quella combinazione di una coesistenza armata che addirittura rischia il collasso definitivo, lo scontro definitivo nelle 2 settimane della crisi cubana, da cui però si esce con un accordo segreto di togliere i missili europei obsoleti peraltro, quindi non è un grande sacrificio togliere gli Jupiter anche dalla Persia, anche dall'Iran. Dalla Turchia soprattutto. Sì, dalla Turchia. E dopo appunto si apre una fase di distensione. Un altro momento cruciale di distensione all'interno della guerra fredda è la scelta di Willy Brandt, dell'Ostpolitik, perché questo apre linee di credito con i paesi dell'Est, che poi alla fine provocheranno, come dire, il collasso finanziario dei paesi dell'Est prima dell'89. Certo. Quindi ed era appunto anche lì da chi vedeva questa come una pericolosa apertura, che riconoscere i confini, riconoscere la Germania dell'Est, insomma era un trauma. In realtà forse è stata una mossa estremamente abile in previsione del collasso. Io ricordo per esperienza diretta che la Siemens costruiva fabbriche sia in Slovenia sia nella Germania dell'Est, proprio per creare una, diciamo, contiguità
e poi il commercio tra Germania e paesi dell'est era molto elevato con sovvenzioni europee. E lì sarebbe tutta una trasmissione da fare, come i tedeschi hanno sfruttato l'Europa per riuscire poi a creare quella unità che era necessaria per ricreare il vecchio mondo tedesco, insomma. Certo, bene, sicuramente potremo affrontare il tema prossimamente. Allora, ci fermiamo qui per quanto riguarda il maccartismo. Io ringrazio il professor Fabrizio Tonello per essere stato qua con noi e grazie al professor Carlo Fumian della sua presenza. Adesso noi andiamo in pubblicità e torniamo, e quando torniamo parleremo di donne, lo faremo in parte con la storia, in parte anche con l'attualità. Ci vediamo tra poco.